Buongiorno e benvenuti al nostro consueto punto orario su quanto sta accadendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Andiamo immediatamente a vedere i dati che sono appena arrivati dall'azienda Zero della Regione Veneto che ci fanno capire come sta evolvendo l'emergenza coronavirus in Veneto. Le persone risultate positive al coronavirus a questa mattina sono 4.617 in Veneto, sono 380 rispetto all'ultima rilevazione eseguita ieri sera. L'area in cui sembra esserci il maggior numero di persone colpite è Padova, dove sono 1.072 i casi positivi, ma Verona con 954 casi e 127 casi in più rispetto a ieri sera è ormai un'altra delle zone più colpite. Anche Treviso 806 casi, 666 a Venezia, 572 a Vicenza, 212 a Belluno, 68 a Rovigo, sono 108 i casi in attesa di assegnazione. Andiamo a vedere quali sono i soggetti in isolamento domiciliare, ovvero le persone risultate positive oppure che sono state in contatto con persone poi risultate positive ma che magari sono asintomatici. In casa ci sono in questo momento 13.589 veneti, 2.669 dei quali nel Padovano, 3.120 a Venezia, 2.619 a Verona e poi in tutte le altre province. Ma i dati che sono ancora più importanti sono quelli che andiamo a vedere insieme, sono quelli che riguardano gli ospedali del Veneto. In questo momento negli ospedali veneti abbiamo 942 persone, vedete il dato nella colonna qui in fondo, ricoverate in condizioni non gravi, sono 23 in più rispetto a ieri sera. Sono 249 le terapie intensive impegnate dall'emergenza coronavirus, sono fortunatamente solo più 3 rispetto a ieri sera. Questo è un dato che è fondamentale da tenere d'occhio per vedere come evolverà l'emergenza qui in Veneto. Sono 257 le persone guarite e purtroppo sono 146 i decessi dall'inizio dell'emergenza. Sono mancate 6 persone con coronavirus dall'ultima rilevazione. Sono dati, ma dietro a ogni numero c'è una famiglia che soffre un dramma, una tragedia familiare. Vanno affrontati come dati ma con la massima sensibilità possibile. Torniamo in studio perché oggi noi saremo in edizione straordinaria a partire dalle 11:30 e andremo avanti fino a questa sera. Praticamente ci sarà una fascia in cui vi permetteremo di fare un po' di ginnastica direttamente dal vostro salotto. Dalle 17 in poi ci sarà un'ora appunto di zumba, ginnastica dolce, di tai chi, con i quali potrete fare un'ora di movimento senza dover uscire di casa. Ci sarà poi la messa in diretta dal Santo, dalla chiesa del Santo di Padova, una delle più importanti della cristianità, dalle 18 in poi. Poi torneremo con i nostri telegiornali, vi accompagneremo fino a sera. Vi faremo vedere attorno alle 12:30 il consueto punto stampa di Luca Zaia, che farà il punto della situazione, fornirà le notizie più importanti della giornata. Questa è la nostra diretta, questa è la nostra edizione straordinaria. Vi ricordiamo che potrete vederla anche su Facebook se il televisore è occupato, se qualcun altro sta, magari i vostri figli stanno guardando la TV. Se avete degli amici che non ricevono il canale 18, che non possono vedere Rete Veneta, magari da fuori regione o dall'altra parte del mondo, potete mandargli il link della nostra pagina Facebook sulla quale verrà mandata in onda l'edizione straordinaria in diretta. Quindi state con noi, ci sono tante cose da scoprire oggi, ci sono tanti fatti da vedere, quali sono le novità, quali sono le ultime notizie dall'emergenza coronavirus in Veneto. Per ora è tutto, ci vediamo fra mezz'ora. Buongiorno e benvenuti alla nostra
diretta in edizione straordinaria. Siamo qui, siamo su Rete Veneta, siamo fino a questa sera per raccontarvi cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Partiamo come sempre dai dati che sono arrivati davvero poco fa dalla Regione Veneto, dall'azienda Zero, che ci fanno vedere qual è l'evoluzione dell'emergenza coronavirus in Veneto. Andiamo a vederli assieme e a capire cosa sta accadendo. In questo momento abbiamo 4.617 casi in Veneto, 1.072 di questi sono a Padova, sono 100 in più rispetto all'ultima rilevazione che è quella di ieri sera. Ci sono 83 persone positive a Vo, ma la notizia buona in questo momento è che Vo resta sostanzialmente fermo. C'era stato un caso in più ieri che era emerso, ci erano spaventati un po' tutti, ma poi era stato detto dalle autorità che si tratta di un andamento fisiologico in un caso come quello di Vo, dato che il paese è stato bloccato per 2 settimane e isolato, quindi secondo le autorità un caso ci può anche stare, siamo tornati a zero. A Treviso sono 806 casi, sono 38 in più rispetto a ieri, 666 a Venezia, sono 55 più rispetto a ieri. Verona ha fatto un balzo in avanti, sono 954 le persone risultate positive al coronavirus, 127 in più rispetto a ieri, 572 a Vicenza, 55 in più, Belluno ne ha 212, solo 15 in più, Rovigo rimane sostanzialmente molto indietro per motivi che verranno resi noti dalle autorità sanitarie, che verranno studiati probabilmente. Sono solo 6 casi in più, 68 complessivamente, sono 76 quelli domiciliati fuori dal Veneto e sono 108 quelli che attendono un'assegnazione. In complesso sono 380 casi in più rispetto a ieri sera. L'altra colonna che andiamo a leggere è altrettanto importante perché ci dice quante persone solo in isolamento domiciliare, ovvero positivi, asintomatici, assolutamente non da ricoverare, e contatti, ovvero persone che sono state a contatto con persone poi risultate positive. Il dato è di ieri sera alle 20. Abbiamo complessivamente 13.589 persone in isolamento domiciliare, sono 2.669 a Padova, 3.120 a Venezia e poi più o meno tutte le altre province sono uguali a parte Belluno e Rovigo. Andiamo a vedere però l'altra tabella che è, se vogliamo, ancora più importante, che è la tabella degli ospedali, perché in questo momento per capire cosa ci aspetta dobbiamo vedere se e come gli ospedali veneti reggeranno l'urto di questa emergenza. Quindi poi questa tabella la trovate già sulla pagina Facebook di Rete Veneta, potete vedere tutti i dati nella nostra pagina Facebook, Facebook staccati, ci sono da una parte quelli che avete visto prima e dall'altra questi dati. Allora andiamo a leggerli assieme. Totale Regione Veneto, in questo momento ci sono 942 persone ricoverate in ospedale. Non sono gravi queste persone, sono sotto controllo, non sono quelle che vengono poi portate in terapia intensiva, sono 23 in più rispetto a ieri. Questa tabella è quella che tutti guardano ogni giorno e che bisogna guardare quando si cerca di capire cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Sono 249 le terapie intensive occupate, solamente 3 in più rispetto a ieri sera. Da sempre, soprattutto il governatore Zaia, ma anche le autorità sanitarie chiedono di non commentare i dati perché potrebbe ingenerare false speranze oppure far precipitare anzi la situazione preoccupando ulteriormente le famiglie. Però più 3 vuol dire che ci sono solo più 3 terapie intensive occupate rispetto a ieri sera. 257 sono le persone guarite. E questa è una buona notizia e purtroppo l'ultima tabella è quella più triste e drammatica, perché lo diciamo sempre, lo ripetiamo ogni volta che andiamo a vedere queste tabelle, sono numeri, ma dietro ognuno di questi numeri c'è una famiglia, c'è qualcuno che ha perso un parente caro, c'è qualcuno che ha sofferto, c'è una tragedia familiare con i quali bisognerà fare prima o poi i conti. Abbiamo 146 decessi in Veneto con coronavirus dall'inizio dell'emergenza, sono 6 in più rispetto a ieri sera. Quindi questa è la situazione dell'emergenza coronavirus in Veneto. Abbiamo visto tutti i dati
e li rivedremo fra poco assieme al governatore Luca Zaia, perché a meno di clamorose novità dovrebbe esserci come sempre il punto stampa delle 12:30 dal quale Zaia e la Giunta Veneta forniscono la lettura dei dati, informazione sulla situazione in Veneto, le novità. Per esempio nei giorni scorsi sono state presentate prima le mascherine, poi è stata ufficializzata ieri l'ordinanza sulle restrizioni cui tutti siamo sottoposti in questo periodo di emergenza. Quindi da mezzogiorno e mezzo in poi si potrà sentire dalla viva voce dell'amministrazione regionale cosa sta succedendo e cosa ci aspetta. Poi rimanete con noi perché andremo avanti insieme fino alle 17 qui in diretta, perché alle 17 vi metteremo nelle mani sapienti dei nostri maestri che per un'ora vi consentiranno di fare ginnastica direttamente dal salotto di casa vostra, quindi un po' di tai chi, un po' di ginnastica dolce, un po' di zumba, tutto fatto in modo che chiunque possa seguire gli esercizi, tutto fatto in modo molto semplice e senza strafare. Per un'ora potrete mantenervi in forma. Poi visto che ci sono anche le esigenze spirituali di cui tener conto in questo periodo di grave emergenza, dalle 6 alle 7 la messa in diretta e in esclusiva su Rete Veneta dalla Chiesa del Santo, dalla Basilica del Santo a Padova, una delle chiese più importanti della cristianità, che ogni anno viene visitata da milioni di pellegrini e fedeli. In questo periodo, lo sappiamo, come tutte le chiese è chiusa al culto, però noi di Rete Veneta abbiamo l'onore di potervi far vedere la messa in diretta dal Santo, quindi dalle 18 in poi. Poi torniamo con i nostri telegiornali e vi accompagniamo con tutte le novità, le ultime notizie sull'emergenza coronavirus in Veneto fino a questa sera per il talk show serale. Adesso dobbiamo ricordarvi che come sempre dobbiamo farvi delle scuse perché non potremo mai farvi vedere tutti i messaggi, tutte le foto, tutti i video che ci arrivano qui, perché sono davvero tantissimi. Nonostante le nostre ore di diretta siano davvero molte, non staremo mai al passo con tutto quello che ci mandate da casa, perché potete mandarci da casa, questo è il numero che vedete in sovrimpressione, 340 321 8806, numero WhatsApp ed SMS. Potete mandarci le vostre considerazioni, domande sull'emergenza, potete mandarci soprattutto le foto e i video per raccontarci di come state trascorrendo queste ore di difficoltà, ognuno in casa propria. Ci arrivano bellissime foto di bambini che disegnano, c'è chi si fa la foto con i cani, con i gatti, c'è chi ci fa vedere il video mentre segue i nostri corsi di ginnastica dolce. Insomma, ci arriva veramente di tutto. È un bel modo per far capire che i veneti, anche in questi giorni difficili, non perdono mai la serenità, il buon umore e guardano sempre al futuro. Raccontateci, fateci vedere quello che fate, foto, video, domande, anche le provocazioni, quelle un po' più pepate possono arrivare qui in redazione. Naturalmente devono essere scritte in modo tale che si possano leggere durante un telegiornale. Non leggeremo mai niente che non sia utilizzabile durante un TG. Quindi se tutto è scritto nella forma giusta, con le parole giuste, noi lo leggiamo, lanciamo le provocazioni, poi ognuno, visto che del tempo ne abbiamo tutti quanti in questo periodo di quarantena, isolamento, faremo le nostre considerazioni. Prima di vedere cosa sta succedendo in Veneto dobbiamo fare però un passo indietro rispetto a ieri, perché c'è stato come si può dire, se non un qui pro quo, ma comunque una differenza di vedute molto molto forte fra la regione del Veneto e il governo. In sostanza, vi ricorderete tutti, poi adesso andiamo a rivederle, la regione ha emanato delle ordinanze restrittive che impongono alcune situazioni da rispettare in questo periodo di emergenza per evitare il diffondersi del contagio.
Poche ore dopo il Ministero della Salute ha emanato delle restrizioni che però sono un po' meno restrittive, perdonate il gioco di parole, rispetto a quelle del Veneto. Quindi si è creato una sorta di cortocircuito istituzionale del quale dovremo avere notizia fra poco, quando il governatore del Veneto Luca Zaia farà il punto stampa. Anzi, andiamo a vedere prima di tutto l'ordinanza che è stata emanata dal Ministero della Salute. Prego la regia di mandarla in onda perché l'abbiamo qui nel nostro computer. E vedete, Ministero della Salute, dal computer abbiamo il Ministero della Salute, il documento che possiamo far vedere ai telespettatori. Adesso qui ci sono tutte le premesse, visto, considerato, naturalmente paginate di visto e considerato, e il Ministero della Salute emana la seguente ordinanza e dice in sostanza che per portare a termine questo periodo di emergenza in modo positivo sarà necessario vietare l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree giochi e ai giardini pubblici. Questo ricalca sostanzialmente in modo davvero pedissequo quello che aveva deciso la Regione Veneto. Poi andiamo a vedere l'ordinanza della Regione fra poco. Poi non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona. E qui iniziano i guai, perché vi ricorderete benissimo, ma se non vi ricordate state con noi perché fra un minuto andiamo a vederla, l'ordinanza di Luca Zaia, l'ordinanza della Regione, prevedeva che fosse consentito svolgere individualmente attività motoria al massimo fino a 200 metri dalla propria abitazione. Quindi qui si dice in prossimità e la Regione Veneto aveva detto a 200 metri. I 200 metri erano previsti anche per chi ha un cane da portare a spasso per le esigenze fisiologiche dei nostri amici a 4 zampe. Questa è la prima grossa differenza. In linea teorica, ma è tutto da vedere, ha sempre più valore il provvedimento che arriva da più in alto, ovvero se il governo decide una cosa è quella, la Regione ha deciso un'altra cosa e c'è questo cortocircuito attualmente in corso. Andiamo a leggere ancora l'ordinanza, perché sono chiusi gli esercizi di somministrazione, questi delle stazioni ferroviarie lacustri, queste l'avevamo vista, più o meno restano quelle, e nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse a quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Questo nella Regione Veneto non c'è, e invece nell'ordinanza della Regione Veneto, che adesso vi facciamo vedere, torniamo in studio mentre noi la cerchiamo, c'è una grossa differenza, perché il Veneto ieri ha imposto che vengano chiusi i supermercati e i generi alimentari e tutte le altre attività legate alla vendita di generi alimentari la domenica. Sto arrivando, prego la regia di portarci sul nostro computer in modo tale che possiamo far vedere i telespettatori. Questa è l'ordinanza, sono tutte le premesse dell'ordinanza di ieri che vi abbiamo fatto vedere, e adesso andiamo a farvi leggere esattamente le parole. Allora, questa di approvare le premesse, questa che state vedendo con il nostro puntatore, è quella dei luoghi pubblici, giardini, aree verdi, e fin qui sono tutti d'accordo. Questo poi, gli spostamenti 200 metri, eccolo qua, questo capitolo 3 è quello che ci dice che dobbiamo stare a 200 metri da casa, distanza non superiore a 200 metri. E qui c'è la differenza sostanziale fra i due provvedimenti, uno governativo, uno regionale, che abbiamo appena visto. Non sappiamo ancora chi la spunterà, pare che ci sia in corso anche un braccio di ferro fra Regione e Stato, ma questo non possiamo saperlo con esattezza. Possiamo solo dirvi che c'è una forte differenza di vedute che adesso andremo a commentare, e vi faccio vedere l'ultima, ed è quella che ci interessa di più. Al fine di ulteriormente contrastare l'apertura degli esercizi commerciali è vietata, compresa gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nel giorno della giornata di domenica. Torniamo in studio, abbiamo visto
Quale grande differenza ci sia fra i due provvedimenti, resta da capire davvero quale verrà adottato, perché in teoria noi veneti dovremmo rimanere a 200 metri da casa e non potremo fare la spesa domani. Il governo dice invece che dobbiamo rimanere nei pressi delle nostre abitazioni ed è abbastanza difficile, possiamo dirlo fin da ora, definire i pressi della propria abitazione. Può essere 50 metri, 100 metri, 300 metri, non è detto, non è specificato, e questo potrebbe ingenerare dubbi, e anche in questo periodo in cui le persone non vedono l'ora di potersi sgranchire le gambe potrebbe diventare una scusa per poter uscire da parte di qualcuno di noi. Ci sono anche degli articoli di stampa di queste ultime ore in cui appunto si sottolinea le differenze fra le due vedute, una regionale e una statale, e ci dicono che dovrebbe esserci l'avvocatura che viene consultata dalla regione per capire come muoversi. Sappiamo che anche le altre regioni sono più o meno nelle stesse condizioni, le altre regioni naturalmente più colpite, Lombardia, Friuli ed Emilia Romagna, che vorrebbero più o meno gli stessi provvedimenti, e invece le regioni che per ora sono meno colpite sembrerebbero non essere propense ad adottare queste misure così forti, per il semplice motivo che non vedendo quello che vediamo noi qui in Veneto, quello che vedono i lombardi tutti i giorni, potrebbero non essere convinti del fatto di impedire ai cittadini di spostarsi a più di 200 metri o di chiudere i negozi la domenica. C'è anche da sottolineare un'altra vicenda che è successa nelle scorse ore. Alcune TV nazionali hanno detto che in Veneto l'ordinanza prevedeva che si potesse fare la spesa solo fino a 200 metri da casa, ingenerando ansie e paure nelle persone che hanno sentito questa notizia. Naturalmente non è così. 200 metri, se verranno confermati, sono solo quelli che ci vengono permessi per portare a spasso il cane, fare 2 passi, fare un po' di sport, lo sport che si può fare naturalmente nel raggio di 200 metri a casa, una piccola corsa, una passeggiata, e comunque tutti continuano a dire, nonostante le restrizioni, non uscite neanche per fare sport. Non sarà certo questo mese, queste 2 settimane di stop imposto a rovinare la linea o l'allenamento di ognuno di noi. Saremo tutti un po' più imbolsiti probabilmente alla fine di questa emergenza, ma almeno saremo tutti più al sicuro. A questo punto andiamo a vedere cosa ci dicono i nostri telespettatori. Andiamo a leggere alcuni dei tantissimi, sono migliaia davvero i messaggi che voi ci inviate. Alcuni li leggiamo qui in studio, altri li vedete passare nella parte bassa del vostro televisore, dove scorre un continuo flusso di parole. Quelli sono i messaggi che ci mandate voi via WhatsApp o via SMS. Vediamo per esempio cosa ci dicono i nostri telespettatori. Per esempio abbiamo una notizia sulla Pedemontana che andremo a verificare. Buongiorno, mio marito lavora alla costruzione della Pedemontana Veneta e ci hanno detto che giovedì i lavoratori locali torneranno al lavoro. Ho 2 figli piccoli, 2 genitori anziani in casa e ho paura. Potete intervenire per favore? Passeremo questa segnalazione a chi di dovere, magari sentiamo l'assessore, sentiamo qualcuno che ci possa dire cosa sta succedendo. Naturalmente quella dei lavori soprattutto edili e dei cantieri in corso sono le cose che fanno un po' più paura in questo momento, insieme ai supermercati, perché c'è chi dice che è difficile rispettare le regole, però in un cantiere dove non sempre si è costretti a lavorare spalla a spalla è plausibile che le emergenze possano essere superate dalle regole molto rigide che sono state imposte, quindi uso di mascherine apposite, guanti, distanza di sicurezza. Siamo certi che se il lavoro riprende, il lavoro non è mai stato fermato, soprattutto in alcuni cantieri, vuol dire che ci sono le misure di sicurezza per poter superare questa situazione. Se così non fosse, la segnalazione è sempre importante da parte di chi scopre o è coinvolto in queste situazioni.
Ci arrivano anche le domande per il Presidente Zaia, che magari poi passeremo. C'è chi ci chiede, il nostro telespettatore Claudio da Venezia, ci chiede ad esempio se qualcuno ha intenzione di chiudere l'ospedale civile di Venezia. Lo chiederemo poi alla nostra redazione veneziana, che sicuramente saprà risponderci. Una domanda, anche questa è una domanda un po' più locale, però importante. Chi ha fatto l'abbonamento a un parcheggio di Bassano se lo trova congelato finché finisce questa emergenza? Questa è una bella domanda che passiamo a tutti gli amministratori che sono in ascolto, ai quali poi faremo riferimento. In molte città vengono sospesi, visto che non c'è più nessuno che si muove, soprattutto che chi si muove lo fa per motivi importanti e di emergenza, vengono sospesi i pagamenti dei parcheggi, dei posti blu, delle auto. C'è chi ci chiede, ma a questo punto io che ho un abbonamento di 3 mesi, cosa faccio? Devo vedermi togliere tutti i soldi senza poter parcheggiare, oppure devo starmene zitto e vedere cosa succede fra 3 mesi? Ci informeremo anche su questo. Vediamo, c'è chi ci dice che dei supermercati. Allora, un nostro telespettatore ci suggerisce che diventi obbligo nei supermercati l'uso di guanti e mascherine, quindi un'ordinanza, non sappiamo da parte di chi, per rendere obbligatorio l'uso di guanti e mascherine nei supermercati, perché questa persona, come molti altri che ci hanno segnalano, dice di aver visto persone, sia operatori, personale del supermercato, che visitatori senza guanti né mascherina. Noi nei nostri servizi delle ultime ore, degli ultimi giorni, non sempre abbiamo visto questa situazione, anzi abbiamo visto molte persone con mascherine e guanti. Anche questa mattina in tantissimi supermercati c'è la fila, perché le notizie sulla chiusura eventuale, probabile a questo punto, perché dobbiamo vedere cosa succederà a quell'ordinanza emanata ieri dalla Regione. Cioè, le persone in fila davanti ai supermercati erano ordinate a distanza di sicurezza, con guanti, mascherina. In quasi tutti i supermercati, almeno quelli più grossi, c'è una sorta di security che fa entrare le persone in modo che non si crei mai assembramento all'interno, in modo che ci sia sempre all'interno del supermercato un numero di persone tale da garantire la sicurezza di chi lavora e fa compere in quel supermercato. Se avete cose da segnalarci che non coincidono con quanto vi abbiamo appena detto, fatecelo sapere, noi approfondiremo. Vediamo, si parla sempre di gelato e dolci, perché sapete che in questo periodo è consentito comunque la consegna a domicilio di generi alimentari di vario tipo, dalle pizze a quelle di alcuni tipi di ristorazione, e anche gelati e dolci. C'è chi sostiene che gelati e dolci non debbano essere consegnati a casa perché creano ulteriore rischio. Noi prendiamo atto di questa segnalazione. Se qualche gelataio o chi fa consegne di questo genere di cibo vuole rispondere, siamo qui per voi. Trovate tutti i numeri anche nel nostro sito. C'è chi sostiene che nel decreto Cura Italia non ci sia la cassa integrazione per chi fa lavori, per chi lavora in casa, le signore delle pulizie, le colf. Quindi anche questo è un tema molto molto importante, perché quel che è certo è che l'Italia, il Veneto, ne uscirà davvero un po' più povero da questa emergenza quando finirà, e quindi sono tutte cose di cui tener conto. Ma prima di andare avanti, rivediamo cosa ha detto ieri il governatore del Veneto, Luca Zaia, perché sono le ultime dichiarazioni disponibili dell'ordinanza firmata proprio dai vertici della Regione per limitare ulteriormente la diffusione del virus in Veneto. Quell'ordinanza che è stata superata da un'ordinanza del Ministero della Salute, e i due provvedimenti ora rischiano di cozzare l'uno con l'altro, e rischia naturalmente, vista la differenza di importanza tra virgolette fra i due, di dover essere messo nel cassetto quello veneto. Sentiamo le parole di Zaia di ieri.
non è un atto di prevaricazione, di limitazione della libertà. Chiedo assolutamente la collaborazione dei veneti. Non è un momento facile, mai un amministratore vorrebbe firmare ordinanze come queste, ma non abbiamo alternativa. Il mio primo obiettivo non è il consenso, ma è la salute dei veneti. Ieri il presidente Zaia aveva anticipato l'intenzione di voler firmare un'ordinanza più restrittiva 24 ore dopo l'annuncio. Ho firmato l'ordinanza questa mattina, quindi da domani cambiano alcune cose. Il governatore del Veneto dunque ha firmato un'ordinanza che prevede misure più restrittive con un unico obiettivo: contrastare l'assembramento di persone, scongiurando così un'ulteriore diffusione del contagio. Nello specifico vengono chiusi parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico e siti che si prestino all'intrattenimento per attività motoria di qualsiasi natura. L'uso della bicicletta o di altri mezzi di locomozione e lo spostamento a piedi sono consentiti secondo quanto previsto dai DPCM dell'8 e 9 marzo, quindi solo per comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità. E ancora, nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria, stiamo parlando di passeggiate e footing, o l'uscita con l'animale per la compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore di 200 metri, con l'obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o di dimora. dunque l'attività motoria o le uscite con i propri cani devono essere limitate ad una distanza non superiore ai 200 metri da casa, sempre facendo attenzione ad evitare assembramenti, stretta anche sull'apertura dei bar nelle aree di servizio e rifornimento carburante. È consentito lungo la rete autostradale, quindi bevande, alimenti, i bar per capirci, e il buffet, gli autogrill sono aperti. B. È consentita limitatamente la fascia oraria delle 6 del mattino alle 6 di sera per quelli che sono extraurbani dei distributori. Non è consentita C nelle aree di servizio e di rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano i centri abitati. E poi l'ordinanza interviene anche in materia di esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari. È vietata nel giorno della giornata di domenica, quindi domenica tutto chiuso. Nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno, stiamo parlando dei punti vendita, dei locali ad un solo componente per nucleo familiare. Restano invece aperte farmacie, parafarmacie ed edicole. L'ordinanza sarà valida fino al 3 aprile, salvo proroga o revoca. Le misure regionali perdono efficacia nel caso entrino in vigore disposizioni statali più restrittive. E la mia coscienza mi dice che la salute dei veneti va tutelata così, e forse è ancora poco come restrizione. Queste erano le parole del governatore del Veneto Luca Zaia. Ricordiamo, parole di ieri. Abbiamo ritenuto di farvele sentire per farvi capire quali erano state le scelte restrittive da parte della Regione, molto importanti, che andavano verso una maggior efficacia nella gestione dell'emergenza coronavirus. Ordinanza che è stata superata in serata da un provvedimento del Ministero della Salute che elimina in pratica i 200 metri e parla di pertinenze, di vicinanza in modo molto generico, e soprattutto che elimina la chiusura dei supermercati nel giorno di domenica. Cerchiamo di capire di più di quello che sta accadendo in questo momento nel seguito della nostra diretta in edizione straordinaria fino a questa sera qui su Rete Veneta. Ma adesso facciamo una breve pausa, ci vediamo fra pochissimo. Buongiorno e bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria con i TG di Rete Veneta. Fino a questa sera vi racconteremo cosa sta succedendo in Veneto
con l'emergenza coronavirus. Ricapitoliamo quel che abbiamo detto fino adesso, in attesa dell'inizio del punto stampa con il governatore Luca Zaia, che solitamente attorno a mezzogiorno e mezzo parla con gli organi di informazione del Veneto per fare il punto, spiegare cosa succederà, chiarire magari cosa è successo con le ordinanze, perché ricordiamo che l'ordinanza di cui vi abbiamo parlato ieri, quella della Regione Veneto, è stata sopravanzata da quella del Ministero della Salute, che dice delle cose anche diverse. In sostanza la Regione imponeva che si potesse uscire di casa per sport, sgranchirsi le gambe, portare a spasso i cani fino a un massimo di 200 metri da casa, e invece il Ministero della Salute parla genericamente di vicinanze della propria abitazione, quindi da una parte bisognava dimostrare con i documenti di essere a 200 metri da casa, dall'altra invece è tutto molto vago e non è chiaro quale sia la distanza da rispettare. Normale che una regione come il Veneto, che è in piena emergenza, veda le cose in un modo, che magari una regione dall'altra parte Italia con pochi casi e un'emergenza non ancora esplosa come in Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna o in Friuli possa vedere le cose direttamente. Il governo ha fatto questa scelta, cercheremo di capire durante la giornata quale delle due ordinanze rimarrà in vigore, se magari rimane in vigore qui in Veneto quella emanata dalla regione, se abbia effettivamente ancora valore. L'altro punto sul quale regione e governo la vedono molto diversamente è la chiusura dei supermercati. Zaia ha annunciato ieri che domenica rimarranno o sarebbero dovuti rimanere chiusi i supermercati. A questo punto il condizionale d'obbligo in tutto, perché questa vicenda è molto, molto complessa, e tanto che molti si sono lanciati verso il supermercato più vicino, nonostante fosse stato ribadito più volte che non ci sono rischi, non ci sono problemi di approvvigionamento, di derrate alimentari, ci sono scorte di cibo, ce n'è per tutti, non serve accalcarsi fuori dal supermercato. Invece abbiamo visto sia ieri che stamattina lunghe file. Naturalmente le file sono allungate dal fatto che bisogna stare un paio di metri, 3 metri anche di distanza quando ci si aspetta di entrare al supermercato, col carrello, guanti, mascherina, e quindi questo sembra dilatare all'infinito le file. Il governo invece non ha minimamente preso in considerazione questa chiusura domenicale. E l'altra differenza di cui non abbiamo visto traccia, ma bisognerà leggere molto bene fra le righe dei vari provvedimenti, anche il fatto che possa andare un solo componente per famiglia a fare la spesa. Questo in Veneto è consigliato da giorni, abbiamo visto che i veneti hanno aderito di buon grado a quello che era prima un consiglio e da ieri una norma, che è quella di andare al supermercato uno per famiglia e basta. Solo chi si prende cura di persone non autosufficienti può essere accompagnato, andare in due, però per ovviare a questa situazione che immaginiamo essere molto, molto grave per le famiglie interessate, tutti i comuni hanno attivato dei numeri di telefono da chiamare per farsi portare a casa la spesa o i medicinali, quindi anche questa emergenza può essere risolta con qualche telefonata. Sappiamo che tutti i comuni, dai più grandi ai più piccoli, chi con i volontari, chi con il proprio personale, sta gestendo queste necessità quotidiane dei veneti in modo davvero, davvero egregio. Per tutto il resto voi potete segnalarci domande, disservizi, problemi, anche situazioni gravi che vedete, che potete raccogliere con i vostri smartphone, fare un video, una foto e inviarci tutto al 340 321 8806. Potete inviarci, e sono molto molto gradite, anche le immagini che ci raccontano come state trascorrendo questi giorni di emergenza, quindi i disegni dei vostri bambini, video in cui ci fate vedere come trascorrete il tempo. Abbiamo continuamente foto e video di famiglie che giocano, di gente che dorme con i gatti, c'è davvero di tutto, e vi invitiamo a mandarcene ancora. Noi le manderemo in onda quello che ci è possibile mandare in onda, perché c'è talmente tanto materiale che non possiamo purtroppo rispondere a tutti quanti. Adesso, prima di andare avanti, prima di sentire quello che è stato detto, vi facciamo vedere quasi in anteprima quelle che sono le nuove mascherine
eccole qua, quelle che sono state presentate dalla Regione solo 3 giorni fa, adesso sono in distribuzione. Ogni sindaco può rispondere alle domande dei cittadini sulle modalità e i tempi di consegna. Diceva la Regione, e questo l'avevamo segnalato anche sulla nostra pagina Facebook, che erano partiti ieri i primi pacchi di mascherine verso i comuni. Una volta arrivate nei comuni dovrebbero essere gestite dalla Protezione Civile, che fa in modo di distribuirle alla popolazione e a chi ne ha bisogno. Queste mascherine per prime sono state distribuite, ci dicevano lo diceva ieri l'assessore Giampaolo Bottaccin, l'assessore alla Protezione Civile del Veneto, sono state distribuite ai comuni nelle giornate scorse, e alcuni dei comuni le hanno già e stanno cominciando a distribuirle. Ecco, questa è la mascherina, questa che vedete è senza logo. Naturalmente le prime che sono in consegna ora sono quelle con il logo della Regione Veneto, che sarà scritto qui in basso, e con il logo di Grafica Veneta, perché l'azienda di Tre Baseleghe, il cui titolare era in conferenza stampa qualche giorno fa con la Giunta Veneta per presentare le mascherine, ne ha regalate 2 milioni alla Regione. Una volta andati a regime saranno 1,5 milioni le mascherine che usciranno dallo stabilimento di Grafica Veneta di Tre Baseleghe, quindi il numero dovrebbe essere tale da coprire il fabbisogno di tutti i comuni veneti. Saranno distribuite alcune gratuitamente, altre invece sappiamo che poi saranno normalmente in vendita dai prossimi giorni, non sappiamo ancora né quando né come, nelle farmacie, nei negozi che possono vendere le mascherine. Comunque, eccole qua, sono queste, sono molto semplici, le istruzioni saranno di certo allegate, vedete ci sono i buchi per farle passare, non posso provarle perché vedete ho l'auricolare, quindi non potrei farvi vedere in questo momento, ma vanno semplicemente messe sul volto, coprono il naso, la bocca, l'importante è che coprano questa parte del volto, poi vengono agganciate alle orecchie e restano ben salde, che siano usa e getta, che siano di uso molto rapido, è ovvio vedendo come sono fatte, ma in un momento in cui in Veneto è difficilissimo trovare una mascherina, questo pare che vada più che bene per le necessità quotidiane. Naturalmente non è un presidio medico, quindi ospedali, sale operatorie, chi fa un lavoro a contatto con situazioni rischiose non avrà queste mascherine. Queste saranno distribuite a chi deve andare a fare la spesa, a chi ha l'emergenza per uscire di casa per fare le compere, o chi magari vuole portare fuori il cane in sicurezza, chi va in negozio a comprare qualcosa per la famiglia. Saranno per la quotidianità, per ridurre al minimo il rischio. Avete visto, molto semplici, se ne possono portare anche parecchie in tasca, perché una volta usate poi magari sarà bene buttarle via. Si mette sulla faccia, si porta indietro e questa è la mascherina. Questa che vedete è una sorta di mascherina zero, perché non ha loghi di alcun tipo, ci sono state consegnate proprio in redazione per farvele vedere. È un tessuto non tessuto che si può sgualcire ma che poi torna alla sua forma, e quindi le dovremo avere tutti entro davvero poco tempo. Andiamo a vedere invece, a proposito di mascherine, e non sono queste, è un altro tipo di mascherine, cosa ci dice il sindaco di Padova Giordani su una consegna di mascherine che sono arrivate nelle scorse ore dalla Cina. Sono arrivate 300.000 mascherine dalla Cina, e Giordani ringrazia la città che le ha inviate a Padova. Voglio ringraziare veramente la città di Guangzhou, il sindaco è stato di una generosità incredibile nei confronti della nostra città, e saremo riconoscenti per sempre di questo gesto di amicizia, non solo sotto l'aspetto materiale. Siamo in debito sotto l'aspetto affettivo, sotto l'aspetto materiale. Se voi vedete c'è un camion completo. 300.000 mascherine sdoganate a tempi di record, arrivate in mattinata all'aeroporto di Malpensa dalla città metropolitana di Guangzhou, gemellata con Padova, sono giunte all'interporto e da lì saranno distribuite in tutta la città.
Mascherine chirurgiche con il marchio CE, quelle donate dalla città cinese. Il suo sindaco aveva scritto a Padova una lettera di solidarietà, diventata in queste ore dono concreto. Non solo mascherine, dalla Cina sono arrivati infatti anche 200 termometri termoscanner. Tutto questo materiale sarà distribuito a partire dal personale sanitario, in prima linea nella lotta al coronavirus, gli ospedali, le strutture sanitarie, medici di base e pediatri, forze dell'ordine, volontari. Destinate invece alle case di riposo, strutture particolarmente delicate in queste difficili giornate, le 23.000 mascherine arrivate venerdì mattina dalla Protezione Civile Nazionale di Roma. Si attendono anche quelle della Regione, un lavoro corale che sta mettendo insieme le energie migliori della città. Grazie come sempre quando siamo bravissimi, quando iniziamo insieme. Grazie a tutti. Questo era Sergio Giordani, sindaco di Padova, che ringraziava la città cinese che ha fornito 300.000 mascherine a Padova, e la solidarietà, l'aiuto fra le nazioni in questi giorni ci fa capire che siamo tutti sulla stessa grande, immensa barca. Però c'è qualcosa che tutti noi possiamo fare per aiutare chi in questo momento è in difficoltà. Un gesto molto semplice come quello di di una piccola donazione, un piccolo versamento su un conto corrente. Ce ne sono tantissimi, c'è anche la Regione che ha aperto un conto corrente bancario apposta per queste evenienze, ma noi vi mostriamo la proposta che Helios Onlus, un gruppo di imprenditori del Bassanese che da anni lavora per migliorare la sanità locale con donazioni, con come si può dire, nuovo materiale sempre all'avanguardia, ha avviato nei giorni scorsi. Ecco lo spot. Siamo tutti uniti nella battaglia contro il male invisibile, il coronavirus. Aiutiamo i nostri malati, aiutiamo il nostro ospedale a sopravvivere a questa pandemia. Associazione Helios, per questa emergenza, sta raccogliendo fondi per acquistare ventilatori, 10 letti da terapia semi-intensiva, 10 letti di terapia intensiva, un ecografo, 20 pulsiossimetri per dipartimento emergenza, per pediatria, per reparto ricoveri positivi, un sistema di broncoaspirazione e fibroendoscopio, monitor multiparametrici. Partecipa anche tu con un contributo all'Associazione Helios. IBAN IT 25 U05 38 76 02 600 000 3534 5382. Contribuisci per vincere insieme. Questo era lo spot che abbiamo creato per aiutare Helios Onlus a raccogliere fondi per gli ospedali dell'ULSS 7 Pedemontana, che in questi giorni sono sottoposti, come tutta la sanità veneta, a un forte stress. Avete visto il numero del conto corrente, l'IBAN. Naturalmente potrete trovare queste informazioni anche sulla nostra pagina Facebook, dove non durano come qui in televisione, durano naturalmente di più. Potete scrivervi tutti i dati che vi servono. Sulla nostra pagina Facebook carichiamo continuamente dati, informazioni, materiali. Trovate già le tabelle con i dati emesse dall'azienda Zero della Regione Veneto, con tutte le informazioni su quello che è l'andamento dell'emergenza coronavirus in Veneto. Le abbiamo divise in due parti. Da una parte trovate tutti i dati sui pazienti, i risultati positivi, dall'altra trovate tutti i dati invece sulle strutture ospedaliere del Veneto. Quante persone sono ricoverate, quante sono in terapia intensiva, quanti sono purtroppo i decessi. È tutto a vostra disposizione sulla nostra pagina Facebook, come la diretta streaming di questa edizione straordinaria. Se avete la TV impegnata, magari i vostri figli stanno guardando dei cartoni animati o qualcuno ha vinto il braccio di ferro per poter vedere quel che vuole e non state vedendo Rete Veneta, potete vederla sul telefonino, sul computer, dalla nostra pagina Facebook. Siamo qui con voi fino a questa sera per raccontarvi cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Adesso andiamo a vedere invece cosa sta succedendo a Merlara, perché
Merlara, allora vi daremo i dati fra un po' quando saremo in contatto con la nostra redazione padovana, e vi faccio rivedere allora, finché siamo qui, siamo in attesa della conferenza stampa di Zaia. Se vedete che ogni tanto distolgo lo sguardo è perché abbiamo un monitor che ci fa vedere la sala stampa della sede della Protezione Civile di Marghera, dove stanno allestendo la selva di microfoni che il governatore Zaia si trova davanti ogni giorno quando fa il punto della situazione sull'emergenza coronavirus in Veneto. Naturalmente i giornalisti sono a distanza di sicurezza, i microfoni sono posizionati alla distanza esatta per evitare che questo punto indispensabile per comunicare con i veneti da parte della regione si trasformi in una fonte di rischio per chi sta lavorando da settimane per risolvere questo problema. Altri giornalisti sono a casa e mandano le loro domande all'ufficio stampa regionale, che poi le passa e le fa vedere in diretta TV. Un'anticipazione, ce lo fate sempre sapere, purtroppo non si sentono le domande dei giornalisti, lo sappiamo, non vengono forniti i microfoni proprio per evitare rischi di qualsiasi genere in questo periodo di emergenza, quindi sentirete molto basse le domande dei giornalisti, ma sentirete forte e chiara la voce del Presidente, ed è quella che importa in questo momento. Le domande si possono poi capire da quello che risponde Zaia. Noi adesso facciamo una breve pausa per essere liberi poi di farvi vedere in integrale, in edizione completa, tutto quanto, quello che dirà Zaia, quello che dirà la Giunta Veneta, perché c'è molta attesa per capire quello che sarà il futuro delle ordinanze emanate ieri dalla Regione e sopravanzate da quelle del Ministero della Salute. Quindi state con noi, ci vediamo fra pochissimi minuti qui su Rete Veneta. Brenta. Buongiorno e bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria per raccontarvi e informarvi su cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Sappiamo che nella sala stampa della sede della Protezione Civile a Marghera è tutto pronto, vedete la selva di microfoni sul tavolo, fra poco arriverà il Presidente Zaia, stanno approntando gli ultimi dettagli per fare in modo che la conferenza stampa raggiunga più veneti possibile. Noi ci saremo lì con la nostra troupe, con i nostri giornalisti, quindi potrete sentire in diretta fra pochissimi minuti, probabilmente pochi istanti, tutto quello che il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dirà sull'emergenza coronavirus. Verranno commentati i dati che sono arrivati, i dati relativi al numero di casi positivi in Veneto, i numeri degli ospedali del Veneto. Voi li trovate anche sulla pagina Facebook di Rete Veneto, dove li abbiamo già caricati. Appena ci sono arrivati li abbiamo resi subito pubblici, divisi in due parti. Da una parte potete vedere i pazienti, le persone in isolamento domiciliare, il numero di casi di ogni provincia, l'aumento rispetto a ieri. Nell'altra è una tabella molto più grande e complicata, potete vedere tutto quello che succede negli ospedali del Veneto in queste ore, quindi tutti gli ospedali con quante persone sono ricoverate, quante in più rispetto a ieri, le terapie intensive, e lo ricordiamo sempre, è il dato che ci fa capire il polso della situazione. Se dovessero andare in crisi le terapie intensive a causa dei tanti pazienti, la situazione potrebbe farsi molto molto più complicata. In questo momento reggono le terapie intensive del Veneto e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Potete vedere anche il numero delle persone guarite, potete vedere tutto quello che ci arriva dalla Regione. Noi lo prendiamo, ve lo mettiamo a disposizione in modo che possiate rendervi conto di cosa sta succedendo in Veneto. Finché aspettiamo il governatore del Veneto, Luca Zaia, andiamo a leggere qualche messaggio, perché ricordiamo che continuano ad arrivare tantissimi messaggi, un numero davvero enorme, tanto che non riusciamo a rispondere a tutti. Ci scusiamo con le persone alle quali non risponderemo o delle quali non faremo vedere foto e video, ma è davvero impossibile. Vediamo che si stanno accomodando in sala stampa l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, e si è accomodato anche l'assessore Bottacin, Giampaolo Bottacin, referente della Protezione Civile in Veneto. Manca solo
Zaia. C'è grande attesa per la conferenza stampa di oggi, proprio per quello che dirà il Presidente sulle ordinanze, su quello che ci aspetta nei prossimi giorni, probabilmente nelle prossime 2 settimane, se potremo uscire a 200 metri da casa oppure se vincerà la linea governativa statale della vicinanza non meglio specificata, dei negozi aperti la domenica. Vedremo cosa succederà. Siamo tutti davvero in grande attesa, perché in base a quello che dirà Zaia fra poco cambierà la nostra vita quotidiana nelle prossime ore. Leggiamo qualche messaggio. I pensionati devono pagare le bollette di gas, luce e acqua nei tempi prescritti. Sappiamo che quasi tutte le bollette sono state procrastinate. Adesso ci sono nei vari siti dei fornitori di energia, acqua, luce e gas, ci sono tutte le informazioni del caso. Anche ieri c'era la gente che continuava a fare la fila fuori dalla posta. Abbiamo visto il sindaco di Spinea, ad esempio, che redarguiva i cittadini che facevano la fila nonostante fossero tutte sospese le scadenze, anche quelle, molte di quelle fiscali, tutto sospeso. La gente fa comunque la fila in posta per motivi ignoti, mentre è meglio rimanere a casa. I cantieri continuano a lavorare dal mattino alla sera, magazzini aperti, la gente gira, così non si va avanti. Sono in molti, tantissimi davvero, a richiedere alla nostra redazione di farci portatori di questa imposizione delle serrate totali nei confronti del governo. Naturalmente noi raccogliamo le vostre istanze, le mettiamo a disposizione di chi governa perché possano poi vagliare al meglio la situazione. È ovvio che con la serrata totale i rischi sarebbero ancora minori, però una serrata totale è una serrata totale. Prima o poi a tutti gli addetti operatori sanitari verranno distribuite alla popolazione le mascherine della protezione civile. Sì, naturalmente sappiamo che verranno distribuite prima a chi è impegnato nell'emergenza e poi a tutti gli altri. Anzi, a questo proposito, ecco, vediamo che si sta accomodando Luca Zaia, andiamo a sentire cosa dice. Torniamo in studio poi quando sarà finita. Grazie per essere qui. Grazie per essere qui. Siamo ovviamente ormai un appuntamento, scusate, metto qua, un appuntamento costante, quotidiano. E noi vorremmo che finisse quanto prima questa incombenza sia per noi che per voi, però oggi ovviamente come al solito iniziamo il punto stampa salutando tutti quelli anche che sono collegati da casa tramite le dirette televisive e le dirette sui social, su Facebook, su Instagram. Li salutiamo tutti, partendo ovviamente con la presentazione di quello che sono i dati di oggi. Intanto le persone in isolamento in questo momento in Veneto, in virtù della politica dei tamponi, sono 13.589 in isolamento. Abbiamo 249 persone in terapia intensiva. In totale abbiamo ricoverati 1.191 persone, che significa che abbiamo più di un grande ospedale. La dimensione di 1.191 posti letto significa veramente un grande ospedale provinciale di quelli di riferimento di ricoverati. Lo dico ai tanti complottisti che dicono che alla fin fine questa è un'influenza e comunque ci stiamo preoccupando di un problema che non esiste. Fermo restando che davanti a tutti questi morti forse varrebbe la pena anche di tacere, che forse è il suggerimento migliore che do. Però noi, se non ci fosse il coronavirus, non avremmo la necessità di garantire 1.191 posti letto. Di persone positive in questo momento in Veneto ce ne sono 4.617, sono i positivi in questo momento. I decessi sono 146. Allora, le proiezioni che abbiamo sono proiezioni preoccupanti. Ai cittadini chiediamo di darci una mano in questa partita. A me spiace e vi dirò,
mi spiace e anche non trovo corretto che comincino a esserci dei confronti rispetto a come sta andando il Veneto piuttosto che l'Emilia Romagna, la Lombardia o il Piemonte o quant'altro. Guarda, qui è fondamentale arrivare tutti alla fine ed uscirne con le ossa meno rotte possibile. Per me già 146 decessi sono un insuccesso, no? Perché non vorrei mai e mai avrei pensato di dover stare qui quotidianamente a redigere e a parlare di questo bollettino di guerra, perché tale è. Non posso non ricordare che nella sola giornata di ieri in Italia a causa del coronavirus sono morte 675 persone. Io resto convinto, e lo si vede dai dati, lo vedo da tutte le riviste scientifiche che ho letto in questo periodo, lo vedo anche da alcune interviste che ho visto rilasciate dai veri responsabili di Wuhan in Cina, che la partita vera sia che la vera cura siamo noi cittadini. Sembra quasi strano, no? Ma se voi vedete anche le vere interviste, quelle ufficiali, quelle di chi ha deciso di fare le quarantene, di chi ha deciso di chiudere le fabbriche, di chi ha deciso, cioè gli uomini in macchina che hanno deciso la strategia per Wuhan, ne viene fuori che la vera cura siamo noi cittadini. L'isolamento fiduciario è assolutamente quello che dobbiamo fare. Molti invocano chiusure totali, invocano la possibilità ovviamente di avere una stretta totale. Io direi che in attesa di quella, e spero che il governo si decida in questa direzione, sia fondamentale che comunque noi ci diamo delle regole, e i veneti fino ad ora le hanno rispettate le regole. Io non mi sento di accusare coloro che sono andati a farsi la passeggiata o a farsi la corsetta in campagna piuttosto che lo struscio in qualche pista ciclabile, perché è pur vero che nelle linee guida, nelle direttive date e poi anche nelle interpretazioni date dalle circolari governative, mai sono state vietate queste attività. Per questo motivo io penso che oggi sia fondamentale ringraziare i veneti per quello che hanno fatto, perché il senso di responsabilità dei veneti lo si vede fino in fondo. Oggi ho assistito peraltro a un dibattito un po' acceso tra due cittadini, no? Diceva devi rispettare l'ordinanza, e l'altro rispondeva ma io abito a 200 metri da qui. E capite che noi veneti siamo fatti così. Per dire cosa? Per dire che ieri sera è accaduto un fuori programma e abbiamo avuto il ministro della Salute Speranza che ha firmato un'ordinanza che sostanzialmente va a regolamentare le attività all'aria aperta. Io ho letto l'ordinanza del ministro Speranza. Per le attività all'aria aperta devo dire che è assolutamente in linea con quella nostra. Ovvio che la nostra ha molto di più. Per cui sono qui oggi a confermarvi che non ritiro l'ordinanza del Veneto, per me resta valida fino al 3 aprile, a meno che non accada che il 25 di marzo il governo, che dovrà reiterare un nuovo DPCM, non la faccia, come si può dire, diventare inutile, perché adotta delle misure ancora più restrittive. Però non ritiro l'ordinanza firmata ieri, resta valida. Ai veneti chiedo di rispettare le regole che abbiamo dato, sono regole che sono dei sacrifici, lo so, non c'è nessuna volontà di star lì a prevaricare le persone, a limitare la libertà personale. La verità è che qui c'è un elemento che è patrimonio di tutti, è la salute e la sicurezza dei cittadini. Sembra quasi strano, ma il comportamento di ognuno di noi ci aiuta a mettere in sicurezza i cittadini e anche a curarli meglio. Quindi non si potrà uscire di casa se non per validi motivi, si potrà uscire di casa per la passeggiata e l'attività motoria restando a 200 metri dall'abitazione. Questo vale anche per le esigenze fisiologiche degli animali da compagnia che abbiamo. È un sacrificio al quale ci dobbiamo sottoporre tutti noi. Ovviamente sono fatte salve le deroghe, che sono le solite deroghe dei motivi indifferibili, e uno deve andare in ospedale, deve andare a fare la spesa, deve andare in farmacia o quant'altro. Nella mia ordinanza ricordo ai veneti che ho chiuso anche tutte le rivendite di alimentari, di bevande e alimenti per domani. Quindi domani, giornata di domenica, gli unici negozi oppure esercizi commerciali che restano aperti sono le farmacie, le parafarmacie e le edicole.
È un sacrificio che chiedo, però questa è una battaglia che dobbiamo fare in squadra. Spero che non ci sia nessuno che pensi che questo sia inutile, questa attività. Penso anche che qualche dato positivo che il Veneto ha, ancora da validare, ancora tocchiamo ferro, non sappiamo come andrà a finire questa partita, lo si debba anche al grande impegno dei veneti, lo si debba sicuramente alla conformazione del nostro territorio, al fatto che non abbiamo delle città, dei conglomerati metropolitani, al fatto che abbiamo una sanità molto capillare, molto presente, al fatto che abbiamo fatto molti tamponi, ma se non ci fosse stato il comportamento dei veneti non saremmo così. Mi fermo qui, quindi appello a tutti perché si rispetti questa ordinanza. Io non sono convinto che in Veneto servano le forze dell'ordine in assetto di guerra per rispettare le ordinanze, perché cari veneti l'avete dimostrato in queste settimane. Oggi facciamo un saltino in più, che è quello di far qualcosa di meno. Se hai bisogno di sgranchirti le gambe lo puoi fare attorno a casa, e anche i colleghi Bonaccini e Federica, che ho sentito più volte, interpretano anche loro questa ordinanza, loro dicono ovviamente, danno anche loro indicazione di vicino assolutamente nelle aree limitrofe a casa. Noi abbiamo voluto metterci 200 metri perché io i veneti li conosco, l'unità di misura funziona sempre. E comunque noi veneti che siamo rispettosi vedrete che l'unità di misura ci aiuta di più. Perché non abbiamo messo 300 o 400 metri, che oggettivamente sarebbero anche innocui per molti paesi di campagna? Perché la misura deve essere uguale per tutti. Scrivere 500 metri in una città significa riempire la città di gente che fa la vasca. Ma non perché siano degli incoscienti, perché se tu dici che possono uscire a camminare mantenendo le distanze, tutti se ne escono. Immaginate a Venezia se applicassimo la regola dei 500 metri, significa di riversare chiunque sulle calli e sui campielli e sui campi. Allora io dico che è fondamentale che si rispetti, fate questo sacrificio, ne verremo fuori e siamo in assoluta emergenza. Anche questa mattina con gli assessori che sono qui, l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottaccini, abbiamo fatto prima la videoconferenza con Borrelli, quindi con Arcuri, con il comitato di crisi. Lì peraltro devo dire che ho anche presentato il tema della Costa Victoria, di questa nave che sta navigando da 14 giorni, sembra con molte persone malate. Noi abbiamo dato la nostra totale indisponibilità all'attracco a Venezia, punto. Ma non perché siamo dei lazzaroni e non sappiamo che cos'è la solidarietà. Ho detto semplicemente perché noi, sapendo che a bordo ci sono 1400 persone, non sappiamo quanti possono essere eventualmente contagiati, che abbiano bisogno anche di cure serie, non siamo nelle condizioni di poter far sbarcare tutte queste persone e garantire a loro in maniera seria la sanità, perché siamo in emergenza. E quindi si sappia che stiamo seguendo anche questa vicenda, la seguiamo da vicino. Poi abbiamo fatto un bel incontro, come tutte le mattine alle 10:30, con tutti i direttori generali, e devo dire che anche in questa occasione abbiamo parlato del tema diagnostico, della diagnostica, dei tamponi, di chi ci sta tagliando le forniture, perché le multinazionali stanno tagliando le forniture per i test, perché sembra che il mondo sia andato in tilt. Del resto io continuo a chiedere ufficialmente che qualcuno dal governo ci confermi se è vera o meno la notizia di 500.000 tamponi che se ne sono andati via aereo dalle nostre aree per gli Stati Uniti. Non ce l'ho con gli Stati Uniti, io sono filoamericano convinto, però è pur vero che in un momento di crisi come questa non si può accettare che se ne vadano 500.000 tamponi dai nostri territori e che vadano via da qui. Allora, se è una bufala, il governo si affretti a smentirla. Se è vera, è giusto che tutti noi sappiamo con chi abbiamo a che fare. Punto. Chiudo con le donazioni. Sono oggetto di molti contatti, di molte aziende private che vogliono donare. Avete visto che è accaduto in queste ore, e oggi voglio ringraziare un'altra famiglia, penso a Franco e Enrico Zoppas, le due famiglie, le famiglie di Enrico Zoppas e Franco Zoppas, e con le loro aziende ovviamente di riferimento, per il grande senso di vicinanza ai veneti che hanno dimostrato. Lo hanno fatto in maniera assolutamente immediata, mi hanno cercato loro, non mi hanno chiesto di avere pubblicità, però penso che sia
Giusto per due motivi, perché è giusto sapere chi fa ed è giusto che chi non ha ancora fatto sappia che c'è qualcuno che fa. Perdonatemi, ma io sono pratico. E con questa donazione di 1 milione di euro ci permettono di comprare, che è esattamente quello che scriverò nella lettera che manderò loro di ringraziamento, ben 15 postazioni totalmente attrezzate per la terapia intensiva. Vuol dire letto, vuol dire monitor, vuol dire respiratore meccanico, 2 infusori, deumidificatore, insomma tutto quello che ci sta. Una quindicina di postazioni che salvano letteralmente la vita alle persone. E questo è un bel segnale. Noi ovviamente queste sono postazioni che abbiamo già comprato, ovvio che se arriva qualcuno e ci dice che ci dà una mano, sono postazioni per me ufficialmente che sono state comprate con questo 1 milione di euro e ci permetterà di risparmiare da quel debito che stiamo aprendo come Veneti di una 50ina di milioni di euro ormai per questa vicenda. Quindi grazie ancora alla famiglia di Enrico e Franco Zoppas, grazie per la disponibilità e per quel 1 milione che hanno donato alla nostra comunità. Ne saremo grati per sempre, perché questo è un bel gesto e va ad aggiungersi ai tanti gesti piccoli o grandi che stanno avvenendo in queste ore, e vi chiedo anche la cortesia di ricordare, se potete, a video nei vostri articoli stampa, insomma nei vostri reportage che portate dal Veneto, anche i nostri numeri per le donazioni. Prego, domande? Ecco, a proposito delle donazioni, sono dei telespettatori che ci chiedono se c'è la possibilità di istituire un numero di telefono a cui fare donazioni, perché ci sono anche anziani che chiamano e che non possono fare bonifici da casa ma vorrebbero donare. Questo è un problema che stiamo affrontando, che è quello del numero con l'SMS solidale. E io ne ho già parlato, vedremo se riusciamo ad attivarlo. Il problema è che vi dico subito quale sarà, che nel momento in cui sarà attivato non sarà solo per il Veneto e quindi dopo dovremo andare al riparto. Prego, altre? Così, in merito alla chiusura dei negozi, no? Sì. È stato detto, lei ha detto domani restano chiusi. Certo. Dal governo non sono tutti d'accordo, ho capito dalla riunione che avete avuto ieri anche con Boccia. Che cosa succede? Ma no, guardi, niente, nessuna contrapposizione. Il governo, se fosse stato d'accordo per chiudere i negozi alimentari, perché poi sono gli unici che sono aperti, penso che non si mette in difficoltà nessuno, perché restano aperti 7 su 7, siamo tutti cresciuti da bimbi con le botteghe chiuse la domenica. Adesso è questa modernità che ci porta ad avere i negozi aperti la domenica. Allora qualcuno ci ha detto ma all'estero è così. No, all'estero le chiudono il sabato pomeriggio e la domenica in alcuni paesi. Forse qualcuno ha un po' di confusione mentale. Mi lasci dire che lo facciamo perché evitiamo quantomeno la domenica assembramenti. 2, se vanno in negozio in generale, abbiamo scritto nella nostra ordinanza una persona per famiglia e non andarci 8 volte al giorno. Stiamo anche studiando un sistema per evitare che ci siano in continuazione via vai per approfittare di andare in giro per i paesi e per le città. 3, voglio ricordarvi che abbiamo il tema dei lavoratori che si fanno 7 su 7 e quindi lo stressato diventa immunodepresso, l'immunodepresso rischia di prendersi il virus, tanto detta papale. 4, molti dei lavoratori della grande distribuzione che si occupano e della distribuzione alimentare che si occupano di questi grandi centri, in particolar modo i grandi centri, anche se noi chiudiamo tutto, molti sono positivi e quindi non possono neanche presentarsi al lavoro, per cui c'è anche un tema di turnover dei dipendenti, per cui penso che santifichiamo la festa e chiudiamo i negozi alimentari, che non muore nessuno. Lunedì mattina sono aperti, non si faccia l'assalto al negozio. Non siamo in Veneto, se devo dirvi che manca il cibo ve lo dico io per primo, quindi che siccome è pieno di gente che vive di complotti, di strategie, che questi qua non hanno niente da fare tutto il giorno, stiamo semplicemente chiudendo e vogliamo fare una giornata di calo di tensione in maniera tale che il virus cominci un po' a incazzarsi perché non trova gente in giro da intercettare. Semplicemente questo. Lunedì mattina, parola d'onore, e i veneti mi credono e ci fidano, lunedì mattina i negozi sono tutti aperti. Quindi che non veda gente che va col camioncino a fare la spesa, perché è una stupidaggine. Chiaro, lunedì mattina i negozi sono aperti. So che dal governo qualcuno è preoccupato di queste cose. Insomma, i veneti sono gente per bene, sanno che quando dice una cosa è così. Punto. Altre domande? Posso
Sì, Nell'ordinanza in Veneto c'è. si dice di andare sui 200 metri per portare il camion, però nell'ordinanza ministeriale questo non è previsto. Sì. In che casi No, resta quella del Veneto. però non c'è un conflitto. No, non c'è nessun conflitto, anzi dirò di più che quella del governo dice nelle vicinanze, che da un punto di vista letterario è ancora più restrittiva. Scusa, dice in prossimità, mi ero sbagliato. In prossimità è ancora più restrittiva, se voi guardate sul dizionario, uno che non è in Veneto deve uscire di casa, in prossimità, qualcuno apra un dizionario online, vediamo cosa significa in prossimità. Cioè ancora più restrittiva, non se ne sono resi conto probabilmente, ma in prossimità vuol dire molto più restrittivo di 200 metri. Attività motoria in prossimità, no? Sì, che è peggio ancora. Comunque lei mi dice Non è. che vale quella. No, scusa, col cane cosa dice il governo col cane? Niente lo dice. Appunto, È in prossimità? non c'è la restrizione, invece il Veneto mantiene. Sì, noi abbiamo i 200 metri. Sì. E invece sul discorso dei supermercati, oggi per esempio c'erano lunghe file a Padova. Chi contesta la chiusura dei negozi la domenica dice si è comunque creato un assembramento il sabato. Ci sono sempre state le file, anche la scorsa settimana quando era aperto la domenica. La gente ci va, io li vedo, io arrivo qui alle 7:30 del mattino e vedo già gente incolonnata. E certo è che c'è anche come si può dire, c'è un po' anche la voglia di far magazzino a casa, c'è gente andate a filmare i carrelli in uscita, non la coda all'ingresso, i carrelli in uscita sono un indicatore di cosa sta accadendo. C'è gente che fa scorta, è inevitabile, no? Ci va pian piano, ci va più volte, per cui non lo attribuirei al fatto che se chiudi la domenica saranno 3 file e poi il sabato, decisamente no. Qual è la misura che sareste mettendo appunto per controllare chi ci va, ci va? Guarda, ci stiamo ragionando, ci sono tante ipotesi, però trovare un sistema che non sia coercitivo, ma che permetta alle casse di capire se uno ci è andato 10 volte al giorno o ci è andato una volta sola, perché ad esempio anche dei farmacisti ci dicono la stessa cosa, hanno dei pensionati che vanno in continuazione, prendono l'aspirina, poi tornano, prendono il gel, un'altra roba, cioè questo è quello che sta accadendo, ma lo facciamo per il loro bene, perché più si sta isolati, meno possibilità ci sono di avere contagi. Altro? Presidente, cosa ci dice del farmaco che si sta testando anche in Veneto? Sono già 8 gli ospedali veneti. Sì. È uno dei tanti che stiamo testando. Noi stiamo testando, tu stai parlando del TUCI, quello per l'artrite reumatoide. Lo stiamo testando da risultati incoraggianti, stiamo andando avanti. Fra l'altro noi siamo anche autorizzati per altri farmaci per farne delle verifiche a livello nazionale e siamo inseriti in una rete internazionale proprio che va ad attivare queste terapie in via sperimentale. Questo farmaco in particolar modo al momento sembra dia risultati incoraggianti. C'è di tutto, cioè nel senso che ci sono più farmaci che stiamo testando, però quello dell'artrite reumatoide sembra che funzioni. Però guarda, è solo una settimana, giustamente i clinici mi dicono di attendere, li ho sentiti anche stamattina. Altro? Per chiudere, Presidente, sulla questione dei supermercati, sì. Mi pare di capire che la riunione che avete avuto ieri, con buongiorno. il Ministro Boccia e poi con la Struttura Nazionale di Protezione Civile, ci sia stato il riconoscimento dell'autonomia delle regioni e della possibilità di modulare ordinanze diverse rispetto a quella nazionale. Questo è un dato acquisito che quindi può definire tutte le polemiche sulle diverse interpretazioni, si può confermare questo, perché noi poi ieri abbiamo fatto delle verifiche e abbiamo trovato una conferma a questa tesi, per cui l'ordinanza in questo caso è un'ordinanza che sta in piedi, alla luce anche del fatto che il collega Campano De Luca ha avuto anche una sentenza che comunque rafforza la struttura dell'ordinanza, perché avendo avuto una sentenza di diniego alla sospensiva di una sua ordinanza, presentata e promossa da terzi, non so chi fossero, questo è accaduto questa settimana, dà ancora più lastura a legittimare queste azioni. Guardate, la vera partita però, oggi la si gioca da qui al 25, cioè sono oggi il 21, buona primavera a tutti, pensavamo e immaginavamo di trascorrere in maniera diversa.
e quindi dal 21 vuol dire che fra 4 giorni il governo, volente o nolente, dovrà scrivere il nuovo DPCM, che è quello che è in vigore oggi, no? Che è quello che chiude tutto, chiude i negozi eccetera, che è quello famoso presentato di notte. Da qui al 25 io spero, faccio appello al governo, che per la prima volta, siccome non è mai accaduto, e ricordo, lo dice sempre anche il presidente Bonaccini, il collega Bonaccini, noi abbiamo dato la unanimità e l'intesa su tutti i provvedimenti del governo, non ce n'è uno che abbia una minima sbavatura. Direi evitiamo di arrivare il 25 notte alle ore 24 con un testo che non c'è neanche il tempo di vederlo. Ci sarebbe piuttosto oggi, avremo 4 giorni a disposizione per lavorare su un testo unico. Il mio auspicio è sempre che si facciano provvedimenti unici in maniera tale che si possa alla fine avere un DPCM che sia assolutamente negoziato con le regioni, che possono portare anche la loro esperienza. No, aspetta che sono ancora 2 domande. Ma guarda, il tema è che bisogna avere io capisco il governo che su alcuni temi si ritrova nell'imbarazzo, ma lo capisco, si ritrova nell'imbarazzo di dover poi negoziare anche misure magari forti e violente nei confronti di regioni che ancora non percepiscono la portata di questa emergenza. Però è pur vero che l'esperienza che noi abbiamo maturato ci dice che quelle regioni entreranno in piena emergenza. Per cui i provvedimenti che noi non abbiamo avuto purtroppo all'inizio, oggi potrebbero essere oro colato, sarebbero ossigeno per le regioni che sono ancora all'inizio di questa emergenza. C'è il grande tema delle aziende. Guardate, vedevo prima un video di un report su One e parlava l'uomo che ha deciso le misure. Cioè giustamente faceva vedere dei grafici, per loro la chiusura totale, ma totale significa totale che si sta in casa, dici alla gente 3 giorni per approvvigionarvi di materia prima, poi vi chiudete in casa, a loro ha significato, fa vedere proprio le curve che fanno così, cioè le curve si appiattiscono. È innegabile che ci siano molte aziende che hanno chiuso da sole, è innegabile che ci siano molte aziende che non riescono a lavorare perché le frontiere ormai sono chiuse, il mondo è in pandemia, ed è altrettanto innegabile che ci sia un contingente di aziende che vorrebbe tenere aperto. E poi è innegabile che ci siano delle aziende che non debbono chiudere, che sono quelle dell'agroalimentare, della farmaceutica, eccetera. In questo contesto, secondo me, a livello nazionale va riaperto il tavolo, vanno riconvocati. Io se fossi al posto del governo riconvocherei le parti per vedere se si trova un'intesa. Ripeto, questa è una facoltà del governo, non possiamo deciderlo noi. C'è un'intesa per una chiusura, definiamola ragionata. Per un certo periodo totale. Io ho detto ragionata, totale vuol dire totale su tutto. Immagino che ci siano delle attività che non possono chiudere, però io spero che si trovi una soluzione che è quella di, parlo con molti imprenditori che sono aperti e vedo che a questo punto sono entrati nel loop di dire piuttosto che duri tanto è meglio che decidiamo, l'imprenditore ragiona così, cioè togliamoci dalle scatole questo problema e facciamolo velocemente. Alle imprese pesa l'emergenza, ma pesa ancora di più il prodigarsi dell'emergenza, no? Perché ormai l'emergenza il danno lo ha fatto, l'agonia dell'emergenza è un'altra cosa, è ancora più pesante. No, guarda, non te lo so dire, cioè, no. Per dire, posso fare un solo esempio, abbiamo un sacco di istanze, anche qui invito il governo a valutare, sul tema dei cantieri. Cioè molti cantieri mi dicono se noi potessimo avere la certezza, queste sono parole di imprenditori e di associazioni autorevoli, mi dicono se avessimo la certezza di avere la copertura giuridica, di non pagare danni nei cantieri al pubblico o al privato, chiuderemo, perché abbiamo i dipendenti che sono sempre in assembramento, garantire misure in un cantiere ce la fai fino a un certo punto e poi giustamente un grosso rappresentante istituzionale a me ha detto un ragionamento che è vero, nei cantieri ci si fa anche male. In questo contesto siamo in grado di garantire la terapia intensiva magari uno che cade dalle impalcature piuttosto che si fa male gravemente e quindi dicono sarebbe bene, prudente ad esempio sospendere i cantieri. Se non sbaglio Presidente mi pare che Lancia del Veneto abbia deciso già la sospensione dei cantieri. Sì, ma Lancia del Veneto io ci ho parlato, al problema che vi sto esponendo dei danni, no? Perché se io sono un committente privato dico chi è che ti ha detto di chiudere? A me mi paghi i danni. Se invece c'è una norma, c'è un decreto, si ferma tutto
e poi si riprende. Io darei un attimo la parola ai colleghi della... No, c'era ancora lei prenotata. C'è più altre domande di carattere Ci dispiace Albino se passo ai colleghi, poi gli do un giro finale. Perfetto, magari poi si possono fare... Allora, dopo facciamo un giro finale come ieri. Antonella Prigioni, il governo può obbligare all'attacco a Venezia all'area della costa? Sì, però bisogna anche curarli questi cittadini, ho già risposto, no, ma comunque mi hanno garantito che faranno in modo che non arrivi a Venezia. Pietro Belli, quanti tamponi stiamo facendo al giorno? È rispettato il piano di 11.000 più 10.000 del professor Crisanti di microbiologia? Come si conciliano questi numeri con la carenza di tamponi? Si conciliano male perché abbiamo delle realtà che non ci forniscono tamponi e il dottor Pietro Belli, che ama sempre il giornalismo di inchiesta, dovrebbe metterci anima e corpo e capire se è vero che esiste che 500.000 tamponi se ne sono andati dall'Italia verso gli Stati Uniti. Sarebbe bello saperlo da qualcuno. Comunque il professor Crisanti presenterà, immagino alla volta della prossima settimana, sarà la prossima settimana, probabilmente già lunedì presenteremo il progetto. A Schio e Atene è cominciata una raccolta di firme per non destinare l'ospedale di Sant'Orso ai malati di coronavirus. Lei cosa ne pensa? Che l'ospedale di Sant'Orso, mi spiace per i cittadini, ma vedranno che quando vedranno i numeri finali diranno effettivamente è accaduto qualcosa di pesante. Abbiamo già 1191 ricoverati. A Sant'Orso posso dire che questo sì lo possiamo anticipare, che abbiamo dato a disposizione di tenere aperto anche il punto nascita. Perché abbiamo dato a disposizione? Perché a differenza di altre realtà, penso non so, Vittorio Veneto, parlo del mio comune, non si riesce a fare, a Sant'Orso si riesce perché si riesce a separare il percorso della materno-infantile dal percorso ospedaliero, quindi riusciamo assolutamente ad avere il punto nascita con le sale parto e l'attività chirurgica per i cesarei separate e isolate rispetto al resto dell'ospedale. Capisco le angosce dei cittadini, però debbono anche capire che noi non possiamo trovarci in mezzo a un'emergenza e trovarci qualcuno che guardi, la cosa che più mi ha fatto star male è di aver letto di un signore che ha scritto che Zai ha detto ai cittadini state zitti, non rompere le palle. Io non uso questi termini, non ho mai detto queste cose. E diffidate quando qualcuno vi scrive messaggi dicendo che ho detto questo. Ho detto semplicemente ai cittadini abbiate comprensione e fidatevi che se sta vicenda la chiudiamo in un paio di mesi tutto torna come prima e meglio di prima. E ovviamente gli ospedali verranno riconfermati con le caratteristiche che hanno, non si discute di questo. Certo è che ci vuole l'aiuto da parte di tutti, perché in questa fase è più facile raccogliere firme che occuparsi di questa roba qui. E la collega Vanzano, su quali motivazioni giuridiche ha ritenuto di mantenere la sua ordinanza? Perché è un'ordinanza incontingibile per motivi sanitari, l'abbiamo argomentata bene ieri. Se voi vedete tutta la parte di letteratura iniziale dice chiaramente che stiamo parlando di ordinanza per sanitaria, non è un'ordinanza che modifica il tema delle aperture commerciali perché non ci compete, è una competenza nazionale, anche perché sennò qualcuno potrebbe dire ma Zaia chiudere le domeniche non poteva farlo prima, che è da anni che lo chiedono. Non lo possiamo fare solo per finalità di emergenza sanitaria, adesso c'è. E condivide il divieto di andare nella seconda casa al weekend, chiede sempre la Vanzano? Questo c'è nell'ordinanza del governo, secondo me ha un senso semplicemente perché blocca il via vai di gente che poi rischia di creare movimento di contagio e di virus, perché poi questo l'obiettivo. Il Ministro della Salute può scriverlo solo con questo obiettivo, di certo non per accredine nei confronti di chi ha la seconda casa. Benetton dichiara, alcuni comuni fissano una restrizione a 400 metri, alcuni 500, l'ordinanza parla di 200. A quale ordinanza occorre attenersi? Questa è la nostra, perché l'ordinanza è incontingibile, per motivi urgente e incontingibile per motivi sanitari è quella della Regione. Danilo Guerretta, dall'Ausbelica molte persone sono uscite dalla terapia intensiva, ci sono numeri, questi speriamo di avere ragazzi? Guardate, onestamente un bilancio ve lo daremo diciamo che abbiamo avuto dimessi per 257 dimessi mi sembra che abbiamo avuto fino ad oggi, cioè persone guarite. I numeri dello Spisal e dei controlli? Li diamo la prossima settimana perché chiudiamo con oggi e forse controlliamo anche domani.
257 257 dimessi. Adesso vedrete che il numero dei dimessi comincerà a innalzarsi, perché con 1 migliaio di persone in ospedale è inevitabile che adesso cominciamo a vedere anche fortunatamente lì le dimissioni. Mi pare che in questa risposta Domenico Basso, direttore TVA, l'ha già risposto parzialmente. I sindaci in vari comuni hanno fatto altre ordinanze su panchine, piste ciclabili vietate, restano valide o vengono assolte? Guardate, tutto quello che non è vietato è concesso, cioè, la legge funziona così. Si parte dall'ordinanza regionale che deve essere rispettata. Tutto quello che c'è di più restrittivo vale, però di più estensivo no. Comunque i cittadini, per non sbagliarsi, quando rispettano l'ordinanza regionale non hanno mai sbagliato, è pubblicata dappertutto, è stata notificata ieri sera ai sindaci, ieri pomeriggio, non ieri sera. Domanda sul doppio accesso sul mantenimento a Sant'Orso del punto nascita. Abbiamo già risposto. I cittadini della Bassa Padovana dovranno partorire a Campo San Piero? Quale? Sì, Schiavonia sì, è già stato chiuso, perché Schiavonia siamo partiti prima. Le ultime due, ragazzi... Guardate, questa storia della chiusura degli ospedali, siccome vogliono dipingerci come degli arroganti che fanno delle cose, a me spiace, dicendo addirittura che le facciamo semplicemente per il piacere di prevaricare o altre robe. Noi non facciamo nulla per il piacere di prevaricare, abbiamo un'emergenza. Giustamente il Comitato Scientifico Istituto Superiore di Sanità ha chiesto di identificare dei Covid Center, cioè degli ospedali da dedicare al coronavirus. Vi abbiamo già spiegato che gli ospedali vecchi riattivati non possono andare bene, semplicemente perché non hanno impiantistiche atte a curare questi cittadini. Questi cittadini aspirano 20 volte di più l'ossigeno di un paziente normale e fanno congelare addirittura le tubature, e quindi su vecchi impianti vuol dire è ridicolo pensare di metterli su vecchi ospedali. Quindi purtroppo hanno bisogno dei migliori ospedali. Se poi qualcuno sostiene che questi siano pazienti e cittadini di serie B rispetto agli altri pazienti, allora è un altro discorso. Ma per noi sono tutti pazienti uguali e stiamo tentando di tenere in piedi tutti e due i canali, quelli del coronavirus e gli altri pazienti che arrivano in ospedale. Erle pone due domande. La situazione di approvvigionamento dei respiratori meccanici e dei DPI? Ne sono arrivati 13 stanotte, ne arrivano 50 lunedì, e DPI ne sono arrivati perché penso siano arrivate 150 o 200.000 dispositivi. Insomma, stanno arrivando gli acquisti tutti i giorni che abbiamo fatto, cioè, abbiamo anche tenuto fatto accordi anche in maniera locale, per cui si va avanti, oltre alla distribuzione delle mascherine. Sempre R chiede se è preoccupato che l'onda di contagio della Lombardia possa colpire Verona. Beh, guardate, della Lombardia, il contagio è un contagio che non conosce confini e non ha titolarità o identità. È inevitabile che Verona, essendo vicina ad altri territori che sono interessati, stia crescendo in maniera importante. Verona porta a casa una 70ina di malati al giorno. Ve lo dico a quelli che pensano che sia sbagliato svuotare gli ospedali. Per fortuna abbiamo svuotato Villafranca, che dedichiamo a questi pazienti. Se avessimo ascoltato gli esperti, oggi avremmo i pazienti in fiera a Verona o da altre parti. Gli esperti, fra virgolette, quelli che ci dicono che non bisogna toccare gli ospedali. Prego. Asca News, dal MAS, si legge che il Ministero della Salute seguirà il modello della Corea, che è in realtà, dice lui, il modello Veneto. Ci sarà quindi la tracciabilità più concreta dei positivi asintomatici? Ma io spero di sì, ma quantomeno non come voglia di ledere la prassi dei cittadini, ma se noi peraltro stiamo facendo un progetto simile, ma che non vi posso anticipare, per avere anche una lettura statistica e georeferenziata di tutti i positivi, per capire bene alcune dinamiche. Però io sono assolutamente a favore di questo, cioè il governo dovrebbe in questo momento sospendere anche il tema della privacy, mi si perdoni, rispetto agli spostamenti, in maniera tale che riusciamo a tracciare un sacco di cose interessanti anche dal punto di vista scientifico per capire. Sempre a Scanus chiede, la stagione turistica estiva è in grande pericolo. Cosa ci può dire ieri del vertice con l'assessore Caner? L'ho fatto Caner, dovete chiedere a Caner. E lei teme per la stagione? Ma noi siamo preoccupati della stagione turistica. La stagione turistica
a come gennaio, febbraio, marzo il periodo della raccolta delle prenotazioni. Se ne sono andate, scusatemi, chi di noi sarebbe andato a prenotare una vacanza a Wuhan? Diciamocelo, no? Nessuno. Oggi noi abbiamo l'unica, fra virgolette, attenuante che il mondo intero è preso male come noi, ma nella fase iniziale c'eravamo solo noi. Tutti titolavano la Wuhan d'Europa. Adesso abbiamo capito che i problemi ce li hanno anche altri. E ci vuole Cura Italia, diciamo, è ancora l'aspirina, dobbiamo arrivare ai farmaci quelli potenti, quelli forti. Ricordo che la Germania ha messo 550 miliardi per il Cura Germania, Cura Italia sono 25 miliardi, insomma la differenza c'è, loro sono 90 milioni, noi siamo 60 milioni di cittadini. C'è ipotesi di ospitare pazienti della Lombardia e Veneto? Lo faremo volentieri se avessimo spazio, peraltro alcuni ci sono già e sono arrivati naturalmente e alcuni anche autonomamente su Peschiera, perché è inevitabile, i bresciani, i più vicini, gravitano su Peschiera. La verità è che in questa fase, soprattutto con questa impennata su Verona, noi siamo molto preoccupati per quella che era fino a una settimana fa la Cenerentola del coronavirus del Veneto, ed oggi ha avuto un'impennata paurosa. Tanto è vero che anche questa mattina col dottor Cobello e il dottor Girardi abbiamo fatto la conta dei posti liberi. Prego i colleghi. Sì, no, non lo so. Allora, per quanto attiene ai dispositivi di protezione individuale ha già risposto, perché arrivava la richiesta dal personale sanitario del Covid Center di Dolo, in particolare per quanto attiene le parti di medicina e pronto soccorso, dicono che mancano questi dispositivi. Cioè dicono Dicono che sono finiti questi dispositivi. sono finiti, cosa vuol dire? Che ce li hanno addosso o non ce li hanno? Non hanno la scorta. Prova a chiamare per favore dal bene. Non hanno la scorta è un'altra roba. Chiede se il pronto soccorso di Dolo non ha no, perché dobbiamo anche siccome abbiamo fatto una videoconferenza e queste robe non le abbiamo sentite, poi ve lo mettiamo in viva voce. Intanto facciamo un'altra domanda. Poi c'era la RAI anche. Abbiamo ancora margini, noi abbiamo 825 se ci arrivano anche gli ultimi respiratori, ai 25. Considera che 494 resta un attimo in linea, che 494 sono quelli di base, dopodiché si tratta di recuperare posti di base perché abbiamo rimodulato l'attività ospedaliera garantendole ai gravi, gli oncologici, i politraumatizzati eccetera. Materno-infantile è tutto garantito. Ecco. E ovviamente noi stiamo poi, oltre alla terapia intensiva, abbiamo attivato tutta una serie di postazioni di semi-intensiva. Vi metto in via voce col dottor Dal Bene. Allora Beppi, ciao. Sei in viva voce. Qua dicono che all'ospedale di Dolo non hanno i dispositivi in pronto soccorso in medicina. Puoi sentire nel giro di 2 minuti il primario del pronto soccorso? Grazie. È bene chiarirle queste robe perché il problema è che però dovremmo metterci d'accordo su una cosa, ragazzi, perché l'abbiamo già vista. Vi ricordate quando parlavamo degli aumenti delle case popolari, degli affitti? C'erano tutti che avevano l'aumento. Quando vi ho detto fatevi dare nome e cognome, spariti tutti. Allora mi fate una cortesia, io accetto domande d'ora in poi su questi temi se mi garantite che avete un nome e cognome di un dipendente. Bene, dateci nome e cognome. Cioè, capite che è inquietante per i cittadini che ci ascoltano. Prego. Sì. Noi stiamo andando avanti, tanto è vero che abbiamo attivato anche l'acquisizione di un sacco di macchinari che arriveranno lunedì. Arrivano lunedì dei macchinari, ne arrivano 11, sempre sul fronte dei test, non sono tamponi ma sono sempre test. Abbiamo in arrivo 200.000 kit rapidi, ai quali dovrebbero aggiungersene altri 400.000 se riusciamo a concludere
l'affare con la Cina, ma 200 ce li abbiamo già, 200.000, in arrivo anche questi. 200.000 kit rapidi che sono frutto di una donazione per 100.000 e altri 100.000 in acquisto, e poi 400.000 se chiudiamo l'affare con la Cina, cioè se ce li confermano, ancora test rapidi, cioè i test che trovano le IgA e le IgG, quindi i test anticorpali, quelli rapidi, con la puntura e la goccia di sangue. In più i tamponi, sui tamponi vogliamo andare avanti, però c'è il tema che c'è sempre più una stretta sui tamponi, nel senso che ci servono i reagenti anche facendoli a casa, e ho parlato anche questa mattina con penso la più grande multinazionale al mondo, e hanno comunicato a tutti i paesi che loro non sono più in grado di fornire i reagenti e i test come li fornivano prima. Cercheremo di risolvere anche questo problema. Ma sì, guardate, il tema, la suggestione del camper è che il camper serve per andare on the road. Peraltro ringrazio anche i cittadini che ci hanno messo a disposizione i loro camper personali per fare questa attività. Quindi c'è stata veramente una chiamata di popolo su tutto questo. Prego. Io volevo porre due questioni, non so se è possibile. Allora, tentare di capire, quindi a questa richiesta, se esiste una categoria dei contagi. Mi pare che il Veneto sia una situazione estremamente buona rispetto al resto d'Italia, soprattutto nel rapporto tra contagio e rianimazioni e decessi. È un dato, direi, quasi unico in Italia, ma al di là di questo dato confortante per noi che viviamo in questa regione, si può dire se sono più a rischio gli operai, le casalinghe, gli anziani, e dove appunto se esiste. E l'altra cosa che vi volevo chiedere è parlare un po' dei medici e del personale sanitario che in questo momento è veramente impegnato in prima linea in tutta battaglia per salvare le vite di migliaia di persone. Anche qui se ci può dare dei numeri un po' più dettagliati per capire in termini percentuali quanto personale sanitario è impegnato nella battaglia contro il coronavirus, e poi anche se purtroppo ci sono casi di contagio in questo interno, e come Dio mi auguro, se poi ci possa essere una sorta di riconoscimento da parte della regione, direi attraverso una riforma, per il lavoro incredibile che stanno facendo in prima fase molto drammatica. Se oggi ce la fate, se nel momento successivo verremo a avere Sì, chiaro. Beppi, sei in viva voce. Vi rimetto, fermo la Beppi. Prego. Abbiamo sentito sia il primario del pronto soccorso sia il primario della medicina che confermano che i dispositivi ci sono. Naturalmente, via via che arrivano, li troviamo, bisogna punto. Ok. Grazie. Adesso io comunque farò una conferenza stampa tra poco, che se quel giornalista che ha questa informazione relativa a me, forse gli rispondo in maniera più precisa. Grazie. Quindi ci dai il nome? Grazie. Stavo dicendo, sì, guarda, i dati, noi avevamo 617 operatori della sanità, tra i quali un centinaio di medici che erano a casa in isolamento fiduciario. Adesso i numeri sono cambiati, perché voi sapete che l'isolamento fiduciario del negativo asintomatico produce il fatto che possa andare a lavorare. E stanno facendo un lavoro strepitoso, come lo state facendo voi, come lo stanno facendo ovviamente tutti, ma lo dico perché a dirlo troppe volte sembra che poi quasi una presa in giro. È assodato che se non ci fossero i nostri uomini e donne della sanità avremmo i morti per strada, appunto. Detto questo, dopodiché abbiamo il rispetto del lavoro di tutti, perché questo è un paese che ragiona sempre per categorie, no? Lo dico a tutela dei medici, lo dico a tutela degli infermieri, degli OS, degli amministrativi, delle signore delle pulizie, di tutti quelli che lavorano nella sanità. Fino a un mese e mezzo fa, 2 mesi e mezzo fa, era solo dire che la sanità non funziona, che c'erano liste d'attesa, che non va ben niente. Adesso abbiamo i veneti che sono all'estero, che mi chiamano con la lacrima, pregando di riuscire a tornare a casa, perché gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna, la Germania non garantiscono le cure che garantiamo noi. Ricordatevelo, ricordatevelo quando scriverete i pezzi fra qualche mese. Vi posso dare anche i nomi e i cognomi di quelli che sono all'estero
che non ce la fanno più a rientrare. Prego, altre domande? Grazie, buongiorno, e buon lavoro, e buona domenica, e buona primavera. Ciao, sei 21. Anna Maria, dacci il nome del... Allora, avete sentito la conferenza stampa, l'abbiamo seguita tutta perché i temi erano davvero importanti. La conferenza stampa del presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha detto sostanzialmente queste cose, ve le ripeto perché sono davvero fondamentali. Zaia ha detto: non ritiro l'ordinanza, quindi tutto quello che è stato detto nelle scorse ore sul fatto che l'ordinanza del Veneto e l'ordinanza ministeriale del Ministero della Salute sulla gestione dell'emergenza coronavirus da parte dei cittadini, quindi il fatto di poter uscire fino a 200 metri da casa o poter stare nelle vicinanze di casa propria non vanno a cozzare fra di loro. Lo dice Zaia, dice che quella del Veneto è un'ordinanza che lui non ritira e che porta avanti per incontingibili motivi sanitari, quindi si può mantenere questa situazione, però facciamo una breve pausa, torniamo fra poco per vedere cosa è stato detto. Buongiorno e bentornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria, vi abbiamo appena fatto vedere la conferenza stampa integrale tutta del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in diretta dalla sede della Protezione Civile a Marghera. Che cosa ha detto Zaia? Fra le altre cose ha detto una cosa importantissima, la vedete già come titolo sulla nostra pagina Facebook dal momento in cui l'ha detta, la vedete anche come nuovo titolo del nostro TG in edizione straordinaria: non ritiro l'ordinanza. Zaia dice: non c'è alcun conflitto fra l'ordinanza emanata ieri dalla Regione Veneto e l'ordinanza emanata in serata dal Ministero della Salute. Si temeva che le due ordinanze, che dicono delle cose molto diverse, soprattutto sulla distanza entro la quale i cittadini possono uscire di casa e anche sulla chiusura dei negozi domenicali. Zaia dice: non la ritiro, è un'ordinanza che possiamo far valere per i contingibili motivi sanitari, quindi altrimenti il Presidente della Regione non avrebbe potuto decidere la chiusura domenicale dei negozi di alimentari. In questo caso l'ordinanza resta in vigore, resta tutto quello che abbiamo detto ieri, quindi ricapitolando: si esce di casa per fare sport, sgranchirsi le gambe, portare il cane per esigenze fisiologiche, si esce al massimo fino a 200 metri da casa propria. Questa distanza deve essere comprovata alle forze dell'ordine, quindi un documento che attesti dove abitiamo, quanta strada abbiamo fatto. Poi va una persona sola a fare la spesa e questa persona fa la spesa, possibilmente, questo non fa parte della normativa ma è il consiglio che diamo tutti, anche noi della TV, si fa la spesa per più giorni, va una persona sola, tutti gli altri cercano di farsi aiutare dai comuni, persone che magari hanno problemi di ambulazione o che stanno accudendo parenti con problemi, possono farsela portare a casa dai comuni, dalle associazioni. Poi negozi chiusi domenica, ovvero domani, non si fa la spesa, stasera chiudono i negozi, non serve fare le corse al supermercato, le abbiamo già viste, anche Zaia l'ha detto, non serve fare le corse al supermercato, non serve lanciarsi nel supermercato più vicino perché le derrate alimentari ci sono, lunedì riaprono, si potrà rifare la spesa. Questo è fatto per evitare il via vai e Zaia ha detto che la Regione sta studiando un sistema del quale non sappiamo ancora niente al momento, siamo molto curiosi di sapere che sistema sarà, per evitare che le persone facciano più volte la spesa nel corso della stessa giornata. Zaia dice, testuali parole: santifichiamo la festa, stiamo a casa domenica, quindi un motivo in più per non andare al supermercato visto che saranno tutti chiusi. Dicevamo, nessun conflitto fra le due ordinanze, quindi si va avanti con quanto vi abbiamo detto finora. È stata una conferenza stampa in cui il Presidente della Regione è stato anche molto duro nel ribadire le posizioni del Veneto rispetto a quello che sta decidendo
il governo centrale di Roma. Noi invece andiamo a vedere, siccome ne abbiamo parlato più volte in questi giorni ed è una delle situazioni più gravi che ci sono in Veneto, andiamo a vedere cosa sta succedendo nella casa di riposo di Merlara, dove c'è stato un focolaio, dove ci sono alcuni anziani positivi al coronavirus. Per il momento sto bene, non ho un po' di tosse ma non ho febbre e questo dicono essere un buon segno. Lotta la sindaca di Merlara Claudia Corradin, in prima linea per la difesa dei suoi cittadini, in particolare i tanto cari anziani della casa di riposo, e adesso anche per la sua salute. È stata contagiata, positiva al Covid-19, per ora sta abbastanza bene. Non va altrettanto bene nella struttura dove la notte scorsa è morto un altro anziano. Un bollettino di guerra. 8 le persone morte dall'inizio della pandemia, 25 dei 46 operatori positivi al virus, tutti 60 anziani rimasti. Venerdì la distribuzione di mascherine chirurgiche. Sono state distribuite delle mascherine, quelle che non chirurgiche diciamo, che evidentemente sono adatte o possono essere utili, ma non sono sufficientemente, non garantiscono sufficientemente la sicurezza agli operatori che sono dentro, lavorano in un ospedale infetto. A portare solidarietà i sindaci della zona. Ci sono stati anche i sindaci delle Montagnanesi che hanno sollecitato con una lettera un intervento, una petizione particolare per Merlara, però attualmente ognuno è sempre solo, nel senso che è una casa di riposo e quindi tutte le procedure per il reperimento del personale, per il reperimento dei dispositivi vengono rimandate alla dirigenza, al direttore e al presidente del consiglio di amministrazione della casa di riposo. Il problema più urgente è il personale, servono operatori e infermieri per dare respiro ai pochi in servizio, un'impresa difficilissima. Reperire il personale per questa struttura resta demandato alla dirigenza della struttura. E noi abbiamo percorso tutte le vie possibili, dalle cooperative agli appelli personali, alle conoscenze personali, alle agenzie, ma non ci sono persone che sono disponibili a venire a lavorare in questa struttura. Allora, avete sentito, positiva il coronavirus anche il sindaco di Merlara. Merlara ha una casa di riposo che in questo momento è un focolaio, la situazione è molto molto difficile, quindi continueremo ad informarvi su quello che sta succedendo nella località della Bassa Padovana e al sindaco vanno tutti i nostri auguri, la nostra vicinanza. Adesso invece, visto che abbiamo parlato di solidarietà internazionale, solidarietà locale, perché vi abbiamo raccontato cosa sta raccogliendo Helios Onlus per gli ospedali della Pedemontana, vi facciamo vedere qual è l'IBAN che la Regione Veneto ha attivato per combattere il coronavirus con la solidarietà. Vedete, questo è il numero, cioè il conto corrente, l'IBAN è completo, ve lo lasciamo in modo che possiate eventualmente scrivervi tutte le informazioni oppure fare una fotografia con lo smartphone e poi tirar giù i dati per un secondo momento. Sostegno emergenza coronavirus è la causale, intestato a Regione del Veneto, vedete anche i codici che sono da applicare. In questo caso basta un versamento con l'home banking, non serve andare in banca, non serve fare chissà cosa, è tutto molto semplice. Torniamo in studio, continuiamo a parlare di cosa sta succedendo in Veneto. Abbiamo moltissimi concittadini che si sono trovati all'estero quando è esplosa la pandemia e che vorrebbero tornare in Italia. Alcuni ce la fanno, per altri si stanno organizzando voli straordinari. Naturalmente italiani all'estero ce ne sono tantissimi, c'è chi riesce a tornare, chi non riesce a tornare e chi, come questa giornalista, questa collega che si occupa di finanza a Londra, è riuscita a fare con un viaggio avventuroso in auto attraversando tutta l'Europa assieme alla madre. Ecco il servizio della nostra redazione di Padova. Ho lasciato Londra martedì mattina insieme a mia madre e al mio cane, Nelson, in macchina.
Abbiamo attraversato l'Eurotunnel arrivando in Francia alle 11:40 circa, quando il confine francese chiudeva a mezzogiorno. Abbiamo poi dormito in Francia in un albergo dove abbiamo preso tutte le protezioni possibili e abbiamo poi guidato tutto mercoledì per arrivare a Padova in serata. Una fuga sperando di farcela con un'auto a noleggio. È il racconto di Alessia Pirolo, che tra Londra e Padova non ha avuto dubbi. Nonostante tutto, nonostante la situazione italiana, ci sentiamo più sicure ad essere a casa, in particolare per mia madre. In qualunque caso di emergenza, qui sappiamo di essere vicine alla famiglia, vicino ad amici. Sappiamo di essere una realtà tutto sommato piccola, con tutto quello di cui possiamo aver bisogno comunque a portata di mano. Alessia Pirolo e la madre sono in quarantena adesso, ma a Padova si sentono più sicure. Ma attraverso famiglia, amici, consegne a domicilio, facciamo la vita a cui voi vi siete tutti abituati. L'alternativa sarebbe stata fare una vita simile a Londra, che è la realtà che abbiamo scelto, dove viviamo. Io vivo fissa lì, mia madre vive tra l'Italia e Londra, però in questo momento non abbiamo la sicurezza che sentiamo di avere di più in Italia. Le notizie che arrivano sono incerte, sembra che Londra sarà in lockdown presto, ma non è confermato, il governo nega. Vengono ridotte le possibilità, chiusi moltissimi posti e questo ritengo sia opportuno. Certo è che le comunicazioni non sono chiare e molti italiani vogliono tornare. Lei e la madre sono in città, ma il pensiero va ai tanti italiani rimasti a Londra. La Farnesina sta mettendo a disposizione dei biglietti aerei per gli italiani a Londra, ma questi vengono venduti molto rapidamente e hanno anche dei costi che molti dei ragazzi italiani che hanno lavori precari a Londra forse non possono permettersi. La situazione non è facile e l'incertezza è tanta. Quindi essere a casa per noi è la scelta giusta. Questo era il nostro ultimo servizio per il momento. Facciamo una pausa, vediamo alcuni dei nostri programmi, rivediamo in integrale poi la conferenza stampa del Presidente Zaia con tutte le informazioni importantissime che ha fornito sulla validità dell'ordinanza emanata ieri, quindi quello che possiamo e non possiamo fare in Veneto nei prossimi giorni. Ci rivediamo qui per la diretta in edizione straordinaria dalle 15 in poi. Buon pomeriggio.